Abolite, riorganizzate private di funzioni, sicuramente costrette a subire pesanti tagli ai bilanci. Le nuove province del Veneto si sono riunite nel primo direttivo che ha visto seduti attorno ad un tavolo i nuovi presidenti eletti lo scorso 12 ottobre. Unico rimasto al suo posto Leonardo Muraro, visto che Treviso è l'unica provincia veneta che andrà a scadenza naturale di mandato nel 2016. Sul piatto della discussione, oltre ad una serie di formalità burocratiche, temi di sostanza per capire, aprendo il confronto con la Regione, quali funzioni, oltre ad ambiente, edilizia scolastica e viabilità, ancora resteranno in capo ai neonati enti e soprattutto con quali risorse. Per capire entro fine anno le deleghe e le competenze che la Regione aveva attribuito alle province, se rimangono in capo o se non rimangono in capo, perché questo è tutto correlato non solo all'aspetto economico, ma anche a tutto l'aspetto del personale. Se anche, come pare, non ci saranno riduzioni d'organico, sicuramente compiti e sedi di lavoro dei dipendenti andranno organizzati sulla base delle competenze che resteranno ai nuovi enti. La prima assemblea verrà convocata all'inizio del prossimo anno. La nuova unione delle province deciderà quindi il da farsi non appena si conosceranno i dettagli della legge di stabilità, che prevede pesanti tagli da aggiungersi a quelli già subiti nel 2013-2014. Nell'arco di 2 anni, quello che doveva essere una visione di riorganizzazione di questo ente, indipendentemente dal secondo al primo livello, alla fine si sta presentando come uno svuotamento di un ente, non in termini di competenze, perché quasi tutte sono rimaste a questi soggetti istituzionali, ma da un punto di vista economico. Riassume chiaramente la situazione il sindaco di Vicenza, Achille Variati, da un mese anche presidente della riorganizzata provincia berica. Vogliamo che le strade siano mantenute? Vogliamo che le scuole abbiano l'illuminazione, il riscaldamento, che funzionino? Allora queste realtà, province, aree vaste, chiamiamole come vogliamo, devono avere quel minimo di risorse, pur in una logica di rigore, per poter dare questi servizi essenziali. Se è così, io ci resto come Presidente e farò la mia parte per contribuire anche al risanamento del debito del Paese. Se non è così, tanti saluti.